Ciao a tutti carissimi, allora siamo domenica 23 giugno e sono le 5:51 di mattina, siamo al casello di Vicenza Est, pronti per partire per la gita di oggi in terra slovena. Siamo in partenza. Ciao a tutti. Per la gita di oggi, dopo c'è anche mia madre e la sua amica. E destinazione Slovenia, oggi andiamo fuori dai confini nazionali per andare a vedere la città di Lubiana e il lago di Bled. Ciao, seguiteci, vedete il tempo non proprio dei migliori, però qui siamo a Vicenza, in Slovenia non dovrebbe far brutto oggi, quindi partiamo, sgomitiamo per i posti e dopo ci godremo il viaggio. E qua sosta tattica in autogrill, le 8 e 8 e un quarto. Acquisti importanti. Sì. No, perché magari ha risposto al messaggio. Pronto? Approvata. Ecco, come vedete siamo sbarcati in terra slovena e siamo appena arrivati a Lubiana città e adesso andiamo al castello, giusto qui davanti sul castello che domina la città dell'Aeto e niente, promettono un bel panorama dalla cima, quindi temperatura sui 24 gradi, un po' caldo ma fortunatamente più asciutto che a casa nostra. Qui siamo giunti sui famosi 3 ponti di Lubiana, uno diverso dall'altro, il castello è proprio sopra qua. Ovviamente la funicolare non sarà roba per noi perché sennò tanto vale, gli escursionisti andranno su a piedi. Abbiamo appena finito la scalinata, la salita per il castello. Ecco, ho preso i biglietti per entrare, 12 euro d'ingresso e entriamo nel castello. Siamo sulla torre panoramica ed effettivamente guardate che spettacolo. Guardate Davide in ammirazione del panorama sloveno.
Ecco, vedete, siamo fuori dal castello adesso, non ho filmato tantissimo, sia per problemi di luminosità evidenti, sia perché siamo stati immersi nella vera essenza del castello. Adesso però siamo in pausa pranzo e sono le... Davide dall'Algia mi suggerisce mezzogiorno a sentire anche le campane di Lubiana. E adesso nell'ultima oretta che ci resterà andremo a fare un giro in centro. Al volo. Parte il famoso ponte degli innamorati, anche se il significato primario è un altro, però con tutti questi lucchetti viene rinominato nel tempo come appunto ponte degli innamorati. Vabbè. La Lubiana è una cittadina carina, ma ragazzi che caldo, alla faccia dell'aria fresca. Oggi si sarebbe stati meglio a casa nostra quando i giorni scorsi si bolliva e viceversa. Oggi fa più caldo qua che da noi. Palazzi giganti, palazzi di vetro. Oh, finalmente un bel parco cittadino dove si può ristorarsi all'ombra con i piacevoli suoni della città. Ecco qua in camminata turistica verso il lago di Bled, a un'ora di strada da Lubiana. Pronto a vedere il lago? Qua sarebbe da fare un bel tour in questa bella casa diroccata abbandonata. Un bel cantiere stradale proprio durante il momento più turistico. E intanto siamo arrivati quasi all'appendice del lago opposta rispetto a quello in cui siamo partiti. Ecco, questo è il punto in cui il lago scarica e dà vita al suo emissario. E c'è una cara ragazza slovena in acqua che sfida gli elementi della natura. Che bel posticino pubblico sul lungolago.
Infatti stiamo provando un'impresa alquanto ardua, ossia quella di percorrere tutto il lago in 2 ore di tempo libero che abbiamo qui a disposizione. Siamo lanciati in questa impresa un po' in modo improvvido, senza vedere quanto misura le circonferenze di tutto il lago, però in qualche maniera non so perché sento che ce la faremo. Giusto che ce la faremo o no? Per forza, altrimenti rimarremo bloccati qui. La Slovenia, per quanto bella possa essere, però è meglio tornare nella nostra bella Italia. Questa sarà una delle ultime panoramiche perché abbiamo completato quasi il giro del lago e tra poco è il tempo di raccolta con gli altri per la corriera. Guardate il castello. Ecco qui siamo raggiunti quasi al punto di... Ecco qui, il nostro giro del lago è finito perché siamo giunti al punto di partenza e l'abbiamo circumnavigato Ce l'abbiamo tutto. fatta. Sì, non è facile, anzi sono addirittura le 4:10, abbiamo avanzato quasi 20 minuti di tempo. Già ci sono le zanzare assassine che ci stanno... Questa ultima parte sì, effettivamente. Zanzarine gialle dall'aspetto poco rassicurante. Speriamo che il castello di Lubiana e il lago di Bled vi siano piaciuti. Si potrebbe anche consigliare, però in giornata è lunga. Venite a fare un weekend, potete vedere tutto quanto. Qui dai fratelloni Tessari è tutto e noi vi rimandiamo alla prossima Alla escursione. prossima.